La quiete magica di questo paesaggio che si libera tra cielo e mare e dove il tempo scorre lento e il ritmo della vita è rimasto quello di tanti anni fa. Maggio 2019. All'amico Franco, con tanta simpatia, Martino Gentilini. Grazie a te, Martino, per l'indimenticabile giornata dal fascino incredibile passata assieme. Tuo ospite e coccolato dai tuoi collaboratori a bordo della Rosa dei Venti e nei casoni della laguna di Marano, inseriti in un ambiente naturalistico, habitat ideale di centinaia di specie migratorie. Paesaggio dalla caratteristica unica bellezza. Lungo i canali tra i caneti, un'escursione in laguna con Adriano da Geremia. Laghi, un paese collocato per metà a Tese sul Brenta, provincia di Vicenza, e l'altra parte a Cittadella, provincia di Padova. Domenica 19 maggio 2019. La sveglia suona. Da giorni fuori piove. Il pullman alle 7 ci aspetta in piazza per portarci a Marano Lagunare. Con questo tempo che ci vado a fare? È preferibile starsene a casa, sotto le coperte, si pensa. Ma quella che sembrava una giornata perduta, rovinata dal tempo, sarà proprio la pioggia, il maltempo, a incorniciare di un fascino particolare e appropriato l'escursione avventura. La mini crociera che ci aspettava nella laguna di Marano, assieme al capitano Adriano Gentilini e ai suoi figli Martino, Niccolò e Alberto. 1969-2019, 50 anni della Saturno da Geremia, 50° della nostra attività. Abbiamo varato lo scorso anno una nuova motonave, la Rosa dei Venti, che affianca la nuova Saturno nelle nostre escursioni in laguna. Andiamo sempre ai casoni dei pescatori, come ha fatto da sempre lo zio Geremia, e oltre a queste escursioni affianchiamo delle nuove proposte come le cene in laguna, le feste a tema, a volte facciamo anche delle feste con DJ a bordo, andiamo verso Grado, il santuario di Barbana, insomma ogni occasione è buona per fare festa, gruppi, associazioni, compleanni, anniversari, le porte in barca sono sempre aperte a tutti, veniteci a trovare. Che ha aspettato da parte di quelli che è stata causa dell'autista che si è imbarcato in una strada, si era perso i Vallecalli, insomma.
barca. No, Rosa dei Venti, questa barca è nuova di zecca, ha 1 anno di vita, appena fatto il primo compleanno. Fatta tutta di cosa è fatta questa barca? Greta? Di cosa è fatta questa barca? È tutta fatta di legno, dalla carena, lo scafo, tutto quello che vedete e quello che non vedete che è sotto dell'acqua, è tutto fatto di legno su misura artigianalmente. Scrive Adriano Gentilin nel libro Lungo i canali tra i canetti. Dopo 2 anni di intenso lavoro è nata la Rosa dei Venti, realizzata artigianalmente nel cantiere Marina Stella, lungo il fiume omonimo. I passeggeri rimangono sempre sorpresi quando scoprono che è stata costruita interamente in legno e compensato marino, senza ricorrere all'utilizzo di resine e plastiche. L'abbiamo completamente progettata secondo le nostre esigenze e seguita centimetro dopo centimetro, con la collaborazione e l'esperienza dei maestri d'Ash. È un pezzo unico al mondo, un vero prototipo. Grande merito va dato a mio figlio Martino, ingegnere navale, che ha seguito da vicino tutte le fasi progettuali e costruttive e ora è al comando dell'unità. Anche Nicolò, secondogenito, da poco laureato in economia, ha conseguito il titolo per condurre le motonavi passeggeri. Alberto, il più giovane dei 3, sta invece frequentando il corso di specializzazione nel settore turistico in Austria, a Villacco. Ciao ragazzi, come andiamo qua? Oh, vi ho portato il vino, è già ora di... Marilu, abbiamo caricato vino oggi, che qua abbiamo 7 spugne di quelle impegnative. Già che ridi di prima mattina e il Dio Geremia diceva che avevamo più vino a bordo che acqua in canale, quindi dai, se capitai sulla barca giusta. Si sente forte e chiaro? Benissimo. Qua non è che la pioggia si disturba troppo, perché piove sul bagnato comunque, quindi acqua sotto, acqua sopra, acqua in barca. Qua giù nel salone ho messo anche qualche fotografia delle specie fatte da il dottor Glauco Vicario, è responsabile delle riserve naturali di Marano. Attraccheremo ai casoni. Ci ha lasciato la barca nuova, è molto più comoda e spaziosa, non ditelo agli altri, e così. Allora abbiamo lasciato alle nostre spalle verso poppa il porto di Marano Lagunare, ricordo sempre che vanta la flotta peschereccia più grande. Durante la navigazione sempre gli stuzzichini e il buon bicchiere di vino, racconterò qualcosa pensando a questa escursione e auguro a tutti una piacevole giornata. Grazie mille, grazie a tutti. Della Madonnina del Mare. Ancora oggi si fanno le processioni, tutti i pescherecci con i fedeli a bordo, la banda e dopo la processione c'è sempre la sagra per unire il sacro al profano. Di sagre ne sanno, di romano, non di barbo, perché barbo quindi sempre zona dello Stella comunque, risorgive. Ah, che bello, bellissimo. Oggi non risaliremo allo Stella, puntata su Rai Play, per chi volesse, hanno fatto tagliamento di una stella, bellissimo. Bene, fuoco le polveri. Di Buia, di Cormor. Noi dopo navigheremo invece il fiume La Stella, bellissimo la Stella.
Matilde, un bel applauso che è andata giù in cantina dove che abbiamo le vigne. Verso Marano, vuol dire che arriva dal mare verso l'entroterra. La marea è ancora crescente, crescerà fino a mezzogiorno circa, verso le foci dei fiumi dove l'acqua dolce incontra l'acqua salata. Vedete un canale particolare, totalmente diritto, sembra un'autostrada, manca solo il pedaggio. Questo canale è un canale artificiale, la natura non fa queste cose qua così perfette, le fa ancora meglio. Collega la laguna di Marano con quella di Grado, percorrendo quel canale là che fa parte della litoranea veneta, una rete di canali che appunto collega Grado, attenzione, a Venezia senza uscire mai in mare aperto per vie interne. Quindi andando in quella direzione si va verso Portobuso, verso Grado, si può arrivare fino ad Aquileia risalendo il fiume Natissa. Portobuso che è stato confine di Stato durante la prima guerra mondiale e confine tra l'Italia e il Regno Austro-Ungarico. Proprio là nella notte del 24 maggio 1915 è stata sparata la prima cannonata che ha segnato l'entrata in guerra anche dell'Italia. Quindi è una zona che anche dal punto di vista storico ha molto da raccontare. 16.000 ettari è tutta la laguna tra Marano e Grado, 9.500 sotto Marano, il resto sotto Grado. È la seconda laguna d'Italia dopo Venezia, ovviamente, dopo Venezia, che vanta 55.000 ettari di superficie. Alberto va là dopo durante la giornata. Vedete che i pescherecci qua, questa barca va in mare a calare le reti, le passerelle si chiama, vanno a pescare le seppie in questa stagione, le seppie. Sapete perché vanno a pescare anche la domenica? C'è domenica oggi, no? Perché il pesce non sa che è domenica, allora lo sa lo stesso, anzi, il pesce va sul presso ancora di più, va sul presso. Il Dio Geremia mi chiedono del Dio, sta benissimo, sta benissimo. Sono isole selvagge, formano parte del cordone litoraneo, questa sottile striscia di terra che va appunto qua da Lignano fino a Grado, interrotta solamente dalle bocche di porto che permettono il ricambio della marea. L'acqua 6 ore cresce, 6 ore cala. Elvina a bordo invece il cala sempre, lato laguna, sabbiose, lato mare. Diventano delle spiagge così a borsa frigo, l'ombrellone si passa una giornata in compagnia degli amici. Ecco qua Lignano Sabbiadoro, davanti a noi si vede bene la marina, Punta Faro e la bocca di porto. Vedete il peschereccio qua si dirige verso la bocca di porto per uscire proprio in mare aperto.
Ecco, vedete davanti a noi il mare aperto. Il faro rosso, vedete il faro rosso e il faro verde? In tutti i porti ci sono queste tavolette. Piccoletta col cefalino, la marina Punta Faro, dicevo prima. Davanti a noi lo sbarco dei pirati. Quanti ricordano lo sbarco dei pirati? La famosa balena degli anni d'oro. Venivano anche i ricchi e i poveri qua a fare la stagione. Adesso si chiama Mare Chiaro, un ottimo ristorante, mangiare sia il pesce ma anche hanno la pizzeria. Dicevo circa 1000 posti barca qua alla Marina Punta Faro, e pensare che 40 anni fa qua non c'era niente. Mio papà veniva col nonno a pescare, questa qua altro non era che laguna. Una sorpresa in mezzo al mare, in mezzo alla laguna. Il papà è a bordo con un altro fratello, uno ce l'abbiamo a bordo noi, e il resto dell'equipaggio delle motonavi Nuova Saturno e Rosa di Venti, la flotta marchiata da Geremia al completo.
che si sta cercando un po' di asciugare le ali, perché sapete sono abilissimi pescatori e vedo ancora un 7-8 marangoni minori, questi neri a sinistra, cugini dei cormorani ma più piccolini, sono i marangoni. Una coppia di cigni ci accoglie qua. Questi qua dovrebbero essere, se non sbaglio, i due maschi perché hanno le due femmine in cova. Proprio qua vediamo, io rallento, vediamo se le vediamo qui oggi. Allora, un nido non ha la femmina, perché ci aspettiamo da un giorno all'altro di vedere la sorpresa, perché già diverse settimane che sono in cova. Allora, stamattina, eccola là è una, però manca l'altra alla pelle. Comunque, allora, pronti, a posto via al 3, spengo tutto il microfono compreso. 1, 2 e 3. C'è una fascia delle risorgive che taglia tutto il Friuli Venezia Giulia e alimenta fiumi come il fiume Stella. 30-40 km di tragitto meandri e viene a sfociare nella laguna di Marano passando per Rivignano, Ferrari, Ferpo, Precenicco, Palazzolo, poi Rivaroccia, giusto? Fino qua. È nata come ora di avi faunistica nel 1976, divenuta poi riserva naturale regionale Pozzi dello Stella. Bene, già è arrivato il momento di Porireni. Eccolo qua, l'usignolo di fiume. Sentito? Con le indicazioni del fiume Stella, Precenicco, Lignano e sullo sfondo la bilancia dei pescatori, questa rete da pesca sospesa, e poi passeremo proprio sotto questa bilancia. Adesso ci spingiamo un po' verso Precenicco, ma giusto qualche minuto perché c'è uno scorcio che merita di essere visto. Ancora una coppia di cigni qua sulla destra. Non ce n'erano di cigni reali fino a una decina di anni fa, poi hanno trovato questa zona deniale, non hanno predatori. Vedete, parlo soprattutto per quelli che sono qua in alto, vedete che il livello del fiume è più alto della campagna dei campi coltivati, in depressione sotto il livello medio del mare. No, è più qua. Allora vi dico un segreto, vi dico un bello segreto. Questa casa a sinistra, che è anche una grande proprietà terriera vicina, è in vendita, Viene bombe. Guarda che spettacolo, risalendo il fiume si arriva prima a Tiziano, dopo a Precenicco, dopo ancora a Palazzolo.
Con questa barca qua si arriva fino a Freccianico perché poi c'è il ponte, da là non si può più andare avanti. Guardate ancora una coppia di cigni, le folaghe qua a sinistra, si vedono le... La prima volta che mi capita di vedere bene le uova dei cigni, sono belle grandi, come le uova di Pasqua. Ce ne sono 6-7 per covata, non di più, non di più. Questo nido che hanno costruito è galleggiante. Guardate che bene si vedono le uova dentro il nido, si vede che stanno cercando di riparare il nido perché c'è più acqua del solito adesso. Ieri invece la femmina era in cova. Adesso stanno facendo opere di manutenzione ordinaria. Ci siamo spinti un po' più verso la sorgente. Sul Sile, le ville venete o anche la parte lagunare di Venezia, Murano. Un airone ancora a sinistra, un altro airone che ci segue, ci accompagna, vedete, un'altra coppia di cigni a destra. Basta piova, basta! E a sinistra qua abbiamo l'idromora, vi dicevo prima, questa pompa meccanica che serve a svuotare le campagne quando piove tanto. Alle di 40 24 Grazie.
I gamberi li fanno diventare rosa? Una decina di fenicotteri rosa che si mimetizzano tra i cigni, ma sono molto diversi. Se volete prendete anche i binocoli, là fattila in mezzo a questa sacca lagunare qua a destra, non sono così stanziali, per esempio oggi li troviamo, domani forse no. Si vedono di più quando ci sono giornate un po' così, il tempo capriccioso. Quindi dai, almeno qualcosa di buono, abbiamo portato a casa. Guardate a destra, tra questi arbusti si vedono i piccoli degli arroni tenerini, non sono già piccoli, sono nati un mese fa. Queste qua sono le famose garzaie, dei nidi sociali dove nidificano gli aironi, le garzette e i marangoni minori, interessantissimo. Sapete, sono monitorati dagli ornitologi, vengono qua a fare i voli con i droni e fanno foto di mese in mese, contano i nidi dall'Università di Trieste. Sì. È una zona ad elevato contenuto naturalistico e guardate qua a sinistra per dire un'altra. Facile venire qua col sole. Paolo a partire da portarmi in fretta. Hai però vedo la foto nero, hai vedo la vista da lì nella foto, hai. Sandà. Sono orientati tutti da est verso ovest, non è un caso, i venti dominanti soffiano proprio da est, la bora da nord-est e lo scirocco da sud-est. In questo modo durano in questa fortezza. I nostri vecchi avevano osservato che orientandoli così sarebbero durati magari qualche stagione di più. Tutte accorgimenti dettati dall'esperienza. E la porta principale è sempre sottovento, quindi verso ovest. Una quindicina di giorni infatti si sporcano in laguna e devono tirarle via, pulirle e usare queste come ricambio. Vengono appunto i documentari a girare le riprese in questo delta del fiume Stella, proprio perché si armonizza bene l'elemento antropico, i casoni, con quello naturale. Siamo nel cuore della riserva. I casoni sono dei maranesi e anche saranno dei maranesi perché si possono solo ereditare da padre in figlia, nessuno può
comprare né vendere né affittare. Questi sono i vecchi regolamenti. La Chiara penso di Alcasona, quello strutturato. Quindi tra noi e loro è stato un matrimonio da affari prima di tutto. Affari seri, è nata già la bambina. Che ridere. E magari qui danneggia una parte del tetto, il camino, viene la sciroccata, ti porta via parte dell'isola, della Motta, no? L'isola dove è situato il casone. Ecco, te va là, sei tutto pronto, te fa festa senza pensieri, te torni a casa. Magari ti girerà la testa le prime ore, ma poi tutto è a posto. Lo scorso anno ho fatto questa bella foto, mio suocero con i fratelli stavano sistemando la canna del petto e abbiamo fatto un conto. Allora un attimo solo, prima di scendere un attimo solo. Romance e basta di venire così vi faccio vedere i tavoli vostri che così dopo si evita la confusione. Due parole intanto che prepara la pasta asciutta che viene sull'acqua. Come sempre ha fatto lo zio Geremia, come si fa a arrivare qua e non raccontare di dove siamo arrivati, perché noi oggi veniamo qua con una barca comoda, ha piovuto, siamo stati a riparo, ma i nostri vecchi, i nostri antenati, i nostri nonni, bisnonni vivevano qua, i pescatori, la compagnia di pesca, gli uomini abitavano qua proprio perché le barche non avevano il motore, non esistevano i motori, erano spinte dai remi. Come ti chiami? Il tuo nome? Teresa. Dov'è Greta anche che avevo visto prima? La Greta. Greta, vieni qua. Guarda che remi avevano le barche una volta, li vedi quelli là? Greta, sono pesanti o leggeri quei remi là? Pesanti. Era facile o difficile andare via? Difficile. Brava. Allora, durante la settimana ospitiamo qua le scolaresche, vengono dal Triveneto a fare questa gita, una parte didattica a Marano, la gita in barca, la sosta ai casoni, e raccontiamo queste cose anche a loro. Perché una cosa è leggerle sui libri, e una cosa è sentire queste storie proprio all'interno del casone. Lungo i canali tra i caneti. Un'escursione in laguna con Adriano da Geremia. Una vera gita scolastica che coniuga l'aspetto formativo con quello ricreativo. Una giornata che verrà ricordata tutta la vita. Sono ormai migliaia i piccoli ospiti che hanno imparato ad apprezzare il fascino e la ricchezza di questo ambiente. E proprio i bambini sono i principali ambasciatori della laguna, i più importanti promotori del mio lavoro. Infatti, con il loro entusiasmo contagiano i genitori e i parenti che poi desiderano ripetere l'esperienza dei figli.
Allora, gli uomini vivevano qua da marzo a novembre. Nei mesi freddi, dicembre, gennaio, febbraio, vedete quelle foto là, curva nord? Che foto c'è là? C'è il zio Geremia nel 56 a piedi sul ghiaccio da Marano a Lignano, sulla laguna. Questo cosa vuol dire? Che almeno una volta faceva, ora più freddo, il pesce, che non è stupido, scappa verso il mare, perché l'acqua nel mare non ghiaccia mai, anzi l'acqua più calda ha sempre 4 gradi e la più densa si trova nel fondale. Allora il pesce nei mesi invernali scappa verso il mare, la laguna senza pesce, i nostri antenati tornavano nel paese e vivevano insieme con le famiglie, e in quegli anni là nasceva tutti da settembre mi sono di ottobre chiaramente questa spiegazione qua per i bambini è un po' limitata per le scuole, comunque allora tornavano a casa nei mesi freddi e comunque la domenica tornavano a casa ogni settimana. Tuttavia a turno un pescatore per compagnia ogni giorno doveva fare la spola tra i casoni e Marano per un motivo, per portare il pesce fresco, perché qua se no non sapevano come conservarlo. 1, non esistevano i frigoriferi. 2, qua oggi come un tempo, l'ho detto prima, in barca non arriva la corrente elettrica, corrente tanta del fiume ma non elettrica, non arriva. Queste luci che vedete sono accese grazie al generatore della barca. Va via la barca, si resta al buio, che è anche più romantico, magari col fuoco acceso. Ecco, allora dicevo, c'era un pescatore a turno che faceva la spola, portava il pesce. A chi lo portava? Alle donne. Le signore erano il motore dell'economia, erano loro che andavano a vendere il pesce nei paesi dell'entroterra friulano. Mia nonna, la nonna Antonietta, che da qualche anno si guarda da lassù, andava a Gonars, aveva come piazza Gonars, la zona di Palmanova, 20 km di andata, 20 a ritorno, prima a piedi, dopo con la bicicletta, con la cassa del pesce davanti. Partivano alle 4 del mattino per arrivare nei casali verso le 6, 6 e mezza, alle prime luci dell'alba. Partivano cariche, tornavano anche cariche, perché addirittura a volte non veniva venduto il pesce, veniva scambiato. Come si chiama lo scambio? Baratto. Brava Greta. Oggi sei una delle poche, devo parlare con te oggi. Però mi dà soddisfazioni. No, parlo io con la maestra domani un voto in più. Allora sei già tutto. Allora, così funzionava l'economia del paese. Vedete là sopra i vostri occhi quell'arco che si chiama il Bigol, il che portavano le pescivendole quando andavano a piedi con 2 ceste di viveri di qua e di là. Le storie vere. Non serviva la palestra e neanche il giornale per prendere sonno la sera. Non si sa chi l'abbia avuto più dura, se i pescatori che vivevano qua, come i primitivi, facevano la polenta con l'acqua dolce del fiume, anche l'acqua dolce dovevano portarci. Ho costruito questi casoni in questa posizione perché
ci troviamo alla foce di un fiume dove l'acqua dolce incontra l'acqua salata, uno dei punti più pescosi di tutta la laguna. Quindi per questo motivo questi casoni sono sorti qua, come alla foce del fiume Cormor, come alla foce del fiume Ausacorno. Ci sono piccoli insediamenti di casoni in tutta la laguna, ma il villaggio più grande è questo che abbiamo visitato oggi. Allora, non so se avete saputo, 2 anni fa, in una notte tra il 9 e il 10 di giugno, c'è stato un incendio che ha colpito questo casone e l'altro, che sono i nostri casoni. Guarda cosa è rimasto. Niente, vero? Solo questo qua del c'è questo fover qua, questo qua. Guarda, non è rimasto niente, Niente di niente. Dopo papà ve lo presenta questo libro, dopo se uno vuole portare a casa un souvenir. Solo per dire che questo casone dove ci troviamo adesso è stato ricostruito da zero, proprio perché non è rimasto proprio niente, cercando di rimanere più fedele possibili alle tradizioni, primi da tutti i materiali, legno e canna palustre. Ce ne sono tanti di casoni in tutto il nord Adriatico, anche nelle altre lagune. A Grado per esempio sono fatti anche in muratura, hanno solo le canne palustre che rivestono il tetto. Invece i regolamenti qua della laguna di Marano parlano chiaro: legno e canna palustre, e così è stato ripristinato. Abbiamo aggiunto un elemento che non c'era prima, che è la canna fumaria, la cappa. Prima non c'era, prima si faceva il fuoco dentro, usciva il fumo fra le canne, non entrava l'acqua. Sapete come si faceva? Ve lo racconto alla prossima gita. Scherzi a parte. Arrivo. Quasi là. Perché venivano fatti in legno e canna palustre? Perché era quello che offriva l'ambiente, niente di più, niente di meno. Allora i casoni venivano fatti senza camino per un motivo: il camino è comodo perché aspira il fumo, ma ti fa bruciare anche tanta più legna. Invece i casoneri di una volta, i pescatori avevano bisogno di scaldarsi, ma anche di bruciare poca legna, perché qua non è che arriva il camion e ti scarica la legna, qua anche la legna dovevano portarla da casa, e quindi anche la legna era, per dire, un bene prezioso. Avevano trovato un compromesso, vedete che il tetto è molto più pendente del tetto di una casa normale, vero Greta? Allora così facevo, scherzi a parte, facevo queste domande qua ai bambini delle scuole, ne avevo 60-70, e ho chiesto come faceva il fumo ad uscire e l'acqua a non entrare, e la risposta più bella me l'ha data un bambino di terza elementare. Mi ha detto: il tetto era fatto della Geox. Respira e non entra l'acqua. L'idea è quella comunque, non c'era nessuna intercapedine, nessun nylon, nessun compensato, semplicemente un gioco tra la pendenza del tetto e lo spessore della canna, meno spesso verso il colmo, più spesso verso le falle. Faceva sì che la pioggia scivolasse, il fumo invece caldo riuscisse comunque ad uscire. Bene, allora concludo questo momento, perché dopo arriva la spaghettata, che mi è stata richiesta prima, una canzone tipica che è La Madonnina del mare, so che tanti conoscono, è una canzone che prima di essere una canzone è una preghiera che innalzavano i pescatori alla Madonnina, perché si dice sempre che i pescatori sanno quando vanno a pescare, non sa mai se e quando che torna. Ecco, allora chiedo un po' di silenzio, più che altro per le parole della canzone stessa.
si canta in tutti i porti dell'Alto Adriatico, non solo. No, potevo cantare la canoa, Ma certo, certo. Dai, la cantiamo, Al primo sole si desta la città della marina e in un bel giorno risuona una dolce campana vicina, mentre sul mare d'argento va il pescatore contento, passa e si inchina alla sua Madonnina, dicendole piano così: Madonnina del mare, non ti devi scordare di me, vado lontano a vogare, ma il mio dolce pensiero è per te. Alla, il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Canta, il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. L'ultimo raggio di sole muore sull'onda marina e in un tramonto di sogni lontano la barca cammina tra mille stelle d'argento, va il pescatore contento, sente nel cuore un sussurro d'amore, sospira pregando così: Madonnina del mare, non ti devi scordare di me, vado lontano a volare, ma il mio dolce pensiero è per te. Canta, il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Guarda, mi sa che siamo guariti. Anche io mi sembra il freddo. Timida, ma si è raccomandata di dirmi insomma che lei voleva offrire questa giornata. Vendeva
Mi presento perché qualcuno magari ancora non ci conosce bene. Mi chiamo Adriano, sono il papà di Martino e Alberto. Di là c'è Nicolò che ci ha fatto la pasta e le sardeline buone. Era buona la pasta? Allora, vedete come noi ce la mettiamo tutta per fare il meglio delle nostre possibilità, però sempre bisogna dare grande merito allo zio Geremia che ha iniziato da zero, no? Mi ha sempre detto: zio, questo qua non è un lavoro, tenga la passione, non sta a farlo. Abbiamo lavorato questa settimana come poche degli altri anli. Gita su gita di scuole, di bambini, no? Sabato, la domenica, neanche mandandoli via e vieni. Arrivati, no? Io speravo oggi che almeno sti qua stava a casa, invece mi siete parole sti qua e mi dica loro, aggiungi un po' sta tavola che c'è un amico più. Vi ha già raccontato tutto Martino, non vado tutto in là, siccome arriverà anche il caffè, no? Allora volevo dire questo, no? Grazie intanto che siete venuti, vi ringraziamo, perché abbiamo passato un anno non facile, sono andati a fuoco i casoni, ci siamo rimessi in piedi, ma dico la verità, ho una bella famiglia, ecco, i 3 figli maschi, una moglie che è una santa a sopportare 4 uomini e stirare le camicie per tutti. Posso ritenermi fiero della mia famiglia, dei miei figli, che da sempre mi aiutano secondo le loro disponibilità e impegni di studio, in particolar modo nella stagione estiva e nei fine settimana, ma soprattutto di mia moglie Luisa, che da sempre mi supporta in ogni passo con pazienza e amore, e collabora attivamente nella gestione contabile della ditta. Ma grazie alla comunità anche maranese ci siamo tirati sulle maniche e li abbiamo rifatti, non con poche difficoltà. Ecco, allora qualche volta si scherza, siamo maranesi, non siamo tanto furlani, però io non mi sono mai sentito così friulano come è andato giù il casone, e pensando al terremoto del 76 il friulano poche chiacchiere ha tirato su tutto. Un applauso a voi tutti. Allora, la telecamera, e lui sa che abbiamo i diritti riservati, ma oggi no. Allora volevo questo momento ringraziarvi tutti, poi mi fermerò con i vostri 2 capogruppo perché sono appesantiti, li devo sollevare. Allora così che quando ero piccinino mi facevano dire la poesia sopra la sedia, no? La carrega si dice, con la schiena per non guardare il migliore che ho sempre. Allora, tempo fa, sentite ragazzi, questa viene da voi, quando io ero giovane, che avevo 50 anni, sono andato a fare la maratona a New York, sono anche arrivato, perché tanti partono ma non arrivano. E a Venezia ho corso in 3 ore e 35, 42 km. Più di 50. Allora, quando io ero là ho capito bene che siamo nati per vivere qua, capito? Ecco, perché bisogna andare di là in mezzo ai grattacieli e capire quanto sei legato al tuo paese. Allora in dialetto maranese ho scritto una poesia, chi pensava mai di scrivere una poesia della vita? Osi perla de Maranga il titolo, dove spiega una parola sola ai tamarisi, le tamericce salmastre. E per il resto si capisce, così l'avevo scritta, così ve la conto. Vai Marino, Bezza Maran. Bezza Maran per secoli ti ha assunto una perla di rara bellezza. Dall'alto calada, sapientemente incastrata, fra la laguna e il fiume Stella. Oasi nostra bella, chi te conosci ti appressa e volentieri te canta. Svola l'isere un falco, io usei se la conta, fra i tamarisi che te corona il caneo, che il te onora. E la folega, ne spia, fora e drento la canna, che al passaggio la si inchina, come una timida bambina. Paradiso intera carico di stupor, di magia, poesia e nostalgia, gioia incarnata, e il forestiere il vivi in una fiamma. E anche il silenzio qual parla, di una ricchezza fatta di
semplicità, dove i gesti conta più delle parole, teatro di una vita senza fa prove. Oasi, villaggio de Casuni, dritto il fuoco te guarda e presto tardi il te incanta, e l'emozione che se prova la se sorella de quando in ciel casca una stella. E qua che par fermoso che abbia il tempo un desiderio forte nasce in cuore di un giorno ritornare con le persone care per farlo provare. Sblissa via una barca da sta perla di rara bellezza dall'alto calata, ma tutti voi col cuor proprio donato. Piano di non scivolare, piano di non scivolare. Oh, dunque. E la tisana no, no, no. Attenti là che ci sono le corde di ormeggio, attenti alle cime. Guarda che veniva fuori il sole, il sole, il sole, il sole.
rimanere con più calma al casone stiamo attraversando la laguna. Abbiamo 60-70 centimetri sotto di noi, trattenete il respiro. Benissimo ragazzi, non più ormai si può scatenare. 69-2019, 50 anni di attività, 50 anni di escursioni in laguna, sempre cercando di rinnovarsi, di ammodernarsi per restare al passo con i tempi. Che roba, è dal vivo. Guardate che colori che ha l'acqua, il cielo, tutte le tonalità dall'azzurro, il blu, il verde, bellissimo, bellissimo anche con questo tempo oggi. Si va tutto qua. Ma allora aspetta, che dici? Che offro un giro del mio raggiunto. Sì, tranquillo. Per piacere. Quindi quando vedete da poco, adesso può vedere una cosa vicina che Ora di qua, se volete continuare a seguirci anche sui canali dei social, questa motonave naviga anche i canali social. E compagnia bella, ecco, e compagnia bella. Seguiteci, qualcuno lascia anche una recensione dopo una giornata. Molto piacere.
De Bassano, ecco qua, lascio la parola al microfono. Niente, per il gruppo di Bassano andiamo a invitare il cittadino, il paesino e ripartiamo quel Puma alle 5:30, puntuali al Puma, mi raccomando. Grazie a tutti. Va benissimo tutto, siamo addirittura d'arrivo. Scorrono i titoli di coda di questa simpatica escursione con grande compagnia sia da Bassano sia da Romans di Varmo. A bordo, belle anche le gite serali, le feste a tema, le cene aziendali e insomma siamo rodati in ogni tipo di evento anche con menù alternativi.
partiti con la pioggia, siamo arrivati, meno che non piove ci siamo goduti almeno un bel viaggio di ritorno con un po' di bella musica. Bene, siamo all'ormeggio, Questa persona allora ha 32 anni, ma addirittura lui è Grazie. Salve. Arrivederci. Ciao, grazie. Grazie Allora ci diamo in paese, dovremmo esserci sono dello stesso gruppo. Adesso non so come passa l'allegria, mi passa l'allegria. Stringeremo tuo fratello a mettere un po'. Pensavo fosse una giornata rovinata dalla pioggia, ma come hai visto è stata proprio la pioggia ad aggiungere un fascino appropriato all'escursione in laguna di Marano, aggiungendo nello scrigno dei nostri più bei ricordi questo giorno indimenticabile, vissuto in questo luogo dalla rara caratteristica bellezza, dicendo ad un amico, uno degli organizzatori: la pioggia ha aggiunto fascino all'escursione nel contesto di questi luoghi e a me è piaciuta in modo particolare. Mi rispose: sai, io è la terza volta che ci vengo ed ogni volta è particolarmente bello, lo è con qualsiasi tempo. Il mio maggior contatto l'ho avuto con te, Martino, e parlandoci mi hai detto che per voi è motivo di particolare soddisfazione quando vedete la gente contenta. E dopo tempo ritorna con nuovi amici, mossi dal desiderio di rinnovare e condividere con loro una così bella esperienza. Guardandoti lavorare, tu e tuo padre Adriano e i tuoi fratelli Nicolò e Alberto, penso che non solo siete bravi intrattenitori, dal vostro entusiasmo si percepisce che c'è passione e amore per il vostro lavoro e questo fa star bene anche a noi, coloro che vi stanno attorno. Oasi nostra bella, chi ti conosce ti apprezza e volentieri ti canta. Lo dico con i versi della sua poesia, capitano Adriano Gentilini. Questo video è il mio canto, ma anche il silenzio qui parla di una ricchezza fatta di semplicità, dove i gesti contano più delle parole, teatro di una vita senza far prove. Oasi nostra bella, chi te conosce ti apprezza e volentieri te canta. E anche il silenzio qua parla di una ricchezza fatta di semplicità, dove i gesti conta più delle parole, teatro di una vita senza far prove. La nostra escursione in laguna, lungo i canali tra i caneti, con Adriano da Geremia. La nostra storia,
Noi torniamo con il nostro bagaglio di cose belle, ma per molteplici motivi ogni giorno è una storia diversa. A voi provare e, come noi, tornare arricchiti da questa esperienza.